sul ring saltano Eric Ponzi Tommaso. Ci siamo. Allora finale tra Eric Ponzi e SC Dynamics e Tommaso che artistica, no? Che va adesso sul telefono, vabbè che va sul telefono, però sta bravi, cammini, allora non si vede niente, entrare il mancino a 19 anni. Sì, sì. Partiti, abbiamo già 3 spettatori in due live. Adesso lo condivido qua. Così. Bene, sorride del Gianluca Cellafosso che vincerà la prima finale Schoolboy. Vediamo sul ring Eric Ponzi e SC Dynamics e Tommaso Padrini Montenegro Sportivo di Umerica. Grazie. Eric Ponzi, angolo di nome rispettivamente SC Dynamics e Accademia Sportiva di Umerica. Finale Schoolboy, ring di programmi 57, 3 riprese, ciascuna a dirigere Gianluca Cellafosso. Ovviamente la condizione di rito è l'obbligo, la mascherina va indossata completamente, grazie. Per il pubblico, per cortesia tutti con la mascherina, altrimenti possiamo anche bloccare la via. Siamo pronti per il primo match, prima finale, limite di programma 57, scusate. Dai Tommaso! Prima ripresa.
Volevo così la prima Quanto sono? ripresa. Da quanto sono? 1 minuto e mezzo. Attenzione, fuori il secondo. Vai Tommaso! Dai Tommaso! Sì, ragiona! Seconda ripresa. Vai questa, vai Tommaso! Vai! Vai Tommaso! Vai, tieni duro, vai Tommaso! Vai Tommy! Vai Sisti! Vai Tommaso! Vai! Bravo, vai Tommaso! Vai, non mollare, vai Tommaso! Vai! Non mollare! Vai Tommaso! Vai ancora! Vai! Dai Tommaso! Dai Tommaso! Vai Tommaso! Vai ancora! Vai! Vai non mollare! Vai, sì! Vai! Vai Tommaso, vai questo! Vai! Non mollare! Vai Tommaso! Vai Tom! Vai Tommaso! Vai! Nella cosina seconda ripresa. Prossimo mese, seconda finale sul gol, quindi programmi 60 questa volta. Invito a prepararsi Zanaia, Gini, Gianni Mestre e Marco Chiarino, Accademia Sportiva. New Bank. Dai Tommy, dai! Ricordo altresì che al termine della serata prenderemo anche i minuti Schoolboy. Com'è dopo? Vieni all'angolo? Adesso? No, quando sì. Che numero sei? È il quarto, e dopo è il primo fuori programma e dopo c'è Enrico. Attenzione, fuori in secondo. Ragiona Tommaso, ragiona! Terza e ultima ripresa. Vai questo! Vai! Bravo! Vai questo! Vai Tommaso! Non
Per i pugili a centro ring per ricevere il torneo finale, grazie. Vogliamo il verdetto, vince Alano Brunco, ma soprattutto Ciao Tommaso! Nel momento della santificazione, igienizzazione del ring, il massimo dello spiovese, poi sono pronti per la seconda finale del Sturmoli, kilogrammi 60 tra Brian Gini, Gansel Tormestre ed Angelo Pianimarco, Accademia Sportiva New York. Dennis Zanoni a dirigere questo match, questo finale sconvoi, a 60. Abbiamo sul ring Brian Gini, Gansel Tormestre ed Angelo Pianimarco, Accademia Sportiva New York. Angolo rosso Brian Gini, Gansel Tormestre. Andiamo sull'avversario, sull'antagonista, Angelo Pianimarco, Accademia Sportiva New York. Finale sui poi di grammi 60, 3 riprese da 1 minuto e mezzo, ciascuna dirigerà Dennis Zanoni. Prima ripresa. Vai al centro, ti do.
Ha Allora recuperato? così la prima ripresa. Cacchio, era Allora è stato ritrovato il portafoglio in casellato Sofia, la signora di casellato Sofia al tavolo commissario del portafoglio, grazie, il casellato Sofia. Bravo, bravo. Tieni il centro, dice Bertocco, tieni il centro. Ormai la Toscana. Hai imparato, vero? Se impara. Gli sta dicendo allora, ragazzi, tieni il centro. Tieni. Ah, ma sei lì. E lei la doveva fare la corsa con Gianni. Attenzione, Poi la facciamo salutare. Stai calmo. seconda ripresa. Ehi, sulla guardia! Dai che va bene Rosso, muovi la testa Rosso, muovi la testa! Bravo! Bravo! Bravissimo! Bravo, bravo! Muovi la testa, muovi la testa! Finisce così la seconda ripresa. Prossimo match, quarto di finale categoria junior. Invito a prepararsi Filippo Borghi, Junior Box Maestro del 1948 e Gianni Spella, Box Fiorello. Attenzione, fuori il secondo. Dai, ultimo! Terza e ultima ripresa. Dai, fuori! Sulla guardia! Dai Rosso col jab, Rosso, jab, Rosso! Oh merda. Bravo, bravo! Dai Rosso, tieni sulla guardia Rosso! Sulla guardia! Dai ancora, via, 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 via! Dai, dai! Dai! Dai Rosso! Dai Rosso! Bravo, bravo! Anche sotto, al corpo! Attaccalo! Al corpo! Dai, sotto!
sotto e sola, sotto e sola! Vai, sì, bravo! Bravo! Tutto! Vai! E sarà così la finale Scuglioni di 60 con Brian Gini tra i 7 mestre e Angelo Chiavimato per il sportivo numerica. Tra poco avremo il verdetto finale per il vincitore di questa categoria del campione regionale Scuglioni Diogrammi 60. Sul loro quarto di finale junior la Filippo Covid, l'Unibox Mestre 1948 e la riscetta della box Giorgio. E invito i due pugili a centro ring per ricevere il verdetto finale. Grazie. Diamo il verdetto finale, dice Alago Rosso Brian Gini, quasi 60 metri, dopo il voto regionale Scuglioni 60. Per applauso del suo avversario, Santa Monica, Angelo Chiavimato per il sportivo numerica. Adesso muoviti piano. Ricordo domani le semifinali inizieranno alle 18 e domenica alle 6 settembre ore 17 le finali di questi campionati regionali organizzati dalla Box Biology in collaborazione con l'assessore dello sport Gina di Pianisano. Dai Filippo! Roberto? Damiano Casinato dirigerà questo quarto di finale junior, sul ring è Filippo Doppel, Unibox Master 1948, attendiamo il suo avversario della box Studios, Ladies Cesar. Quarto di finale junior, limite di orari 63. Dirigerà Damiano Casinato, questa volta le riprese saranno sempre 3 per 2 minuti ciascuno. Respira Phil! Ovviamente riconoscete alcuni di treno mascolina e gli altri non versare a fuori sul ring di tenere l'amore finito. Grazie.
Pronto per il gioco di finale junior da Filippo Domic e Dennis Cecca. Tranquillo al destra. Ragiona Phil, ragiona. Bravo. Respira, respira. Come così la prima ripresa. Ricordo che questo match, questo quarto di finale, avremo 10 minuti di pausa e dopo vedremo la premiazione e quindi lo scupone di questa serata di due finali che abbiamo visto. Quindi un bel trofeo per quindi lo scupone. Stanno in guerra. Sai un attimo la borsa che vado un attimo di vada vita che ci sono Attenzione, fuori secondi. Seconda ripresa. Muovi la testa, Phil, muovi la testa. Sciolto, Phil, sciolto, bravo così. Questo è il terzo.
Respira, Fili, respira, bravo. Segnare che ha vinto. Ah, vabbè. Guarda il video. C'è la diretta, rimane sempre lì. Vai Chiese! Bravo, bravo! Dai! Così la seconda ripresa. Vabbè, Fili, vabbè! Ovviamente ricordo sempre a tutto il pubblico in sala, nelle ordinate, dopo ring, di tenere la mascherina. Alzata, passata, grazie. Adesso Fili, adesso Attenzione, fuori in secondo. Terza e ultima presa. Composto! Guardia, Fili, guardia! Viva, muovi la testa, Fili, muovi la testa che non ti prende! Muovi la testa! Bravo! Dai gola! Dai Fili, 10! Vai Fili! Allora così questo è un match bellissimo, una frase dei Mugi da Filippo Dorotille, non box master 1948 della box Mugi. Tra poco il verdetto finale conosceremo il semifinalista del pomeriggio all'inizio ore 18, semifinali all'inizio ore 18. Non siamo in... Quale? Il filo. È il famoso... Ok. Bene, la centralina del verdetto conclusivo finale, grazie. Diamo il momento finale, vince l'angolo rosso Filippo Dori, in box 1948,
4 per i pugili, c'è anche un premio a favore della Maggiore Ragazzi di Santa Lucia a Padova. Grande Phil! Bene, 10 minuti di pausa, prima la premiazione del migliore scultore, tra poco assegneremo il trofeo, grazie. 10 minuti, fanno le premiazioni. Allora chiamo a Portorica Brian Gini della commissaria Mestre, che è stato definito il nuovo pugile scultore del Senato, grazie. Brian, vieni pure qua. C'è una foto, così pure il ring. Allora. Vediamo scultori di questa serata pugilistica. Allora, bella applauso a Brian, un altro di cosa per il programma della luce. Forza Brian. Siamo da quanto? 41 minuti. E tu la tappare un po'? A un'ora, rischio. Aspetta, uno 10 minuti. Guarda,
Se riparte in 5 minuti ragazzi, non scollegati. Vai a chiedere. Posto di sportivi. Allora, tra 5 non più riproporremo la manifestazione di sinistra. Grazie.
Allora, pronti per riprendere la prima serata pugilistica con il match fuori programma. Il primo match fuori programma impegnati i pugili di Ditta, Riccardo Monita dalla box 2010 e Michele della pugilato Tristino. Quindi invito tutti addetti ai lavori, arbitri, giudici, commissario, medico e allenatori di pugilia per percorso. Noi proprio la prestazione di ricordo sempre la mascherina da indossare in maniera obbligatoria. Grazie. Bene, sarà Gianluca Cedafosso che vince questo match, primo match per il programma, al limite di chilogrammi 64, attendiamo sul ring Riccardo Monì, New Box 2010 e Michele Piccoli, pugilato Tristino. Ricordo domani le semifinali, inizio ore 18 e le finali domenica pomeriggio alle ore 17. Ricordo il numero 2010. Abbiamo anche la fine di Campissimo, Tripoli, puoi salire sul ring, grazie. Eccoli qua. Match al limite di chilogrammi 64, le ripresi saranno 3 per 3 minuti ciascuna. A dirigere questo match è l'arbitro Gianluca Cedafosso. Bene, ultima la prenotazione di dito da parte dell'arbitro Gianluca Cedafosso, poi sono pronti per il primo match del fuori programma. Prima ripresa.
Vai Ricky! Vai Ricky! Bravo! Ricky! Bravo Riccardo, bravo! Vai Ricky! Vai Riccardo! Metti gol Ricky! Vai Riccardo! Bravo! Vai Mike, dai! Vai Ricky, vai! Bravo Riccardo! Vai, entra! Metti gol Ricky! Gol Ricky! Vai Mike! Vai Ricky! Bravo! Riccardo, pegalo! Bravo! Entra Mike! Bravo! Vai! Vai Riccardo! Vai Riccardo! Per una casetta prima ripresa. Voglio fare l'ultimo per il lavoro della Sparisi, dal service Milano, Greenfield, effettiva automazione, tutela di risarcimento, frigo cold, impianti di mancanza e Canada Consumo. Bravo Riccardo! Vai Riccardo! Attenzione, fuori secondo. Vai Mike! Seconda ripresa. Dai Mike! Gestisci Riccardo! Vai Riccardo, vai! Bello, bravo! Vai, vai! Vai Mike, entra! Bravo Riccardo, vai! Vai, bravo! Bravo!
Ricky, tu, non buttarti. Attacca. Vai Ricky! Prendi sti colpi! Vai Carlo! Vai, Mike. Accelera! Bravo! Vai Ricky! Prendi sti colpi Ricky, dai! Bravo, vai! Dai, Mike. Vai Ricky! Vai Riccardo, dai! Spingi! Vai Riccardo! Riccardo, sì! Dai, Mike. Dai. Sfondi! Ciao Ricky! Vai Riccardo! Dai, Mike. Vai Ricky! Vai Riccardo! Vai, 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 Ricky! Vai Ricky! Era così la seconda ripresa. Questo match dovrebbe essere una piccola microfono da box in giro e andremo al prossimo box 2010. Attenzione, fuori in secondi. Terza e ultima ripresa. Dai, Mike. Vai Ricky! Ultima. Dai, metti qualche colpo Ricky! Bravo! Vai Riccardo, vai! Dai, Mike. Non lasciarti andare! Dai, Michele. Schiva e attacca. Schiva e contrattacca. Vai Riccardo! È l'ultima Ricky! Dai, Michele. Vai, Mike. Vai Ricky, metti un po' di colpi, dai! Vai Ricky, è l'ultima! Bravo! Vai! Dai, non mollare.
Michele, schiva! Vai Riccardo, è l'ultimo, vai! Vai Ricchi! Vai Mike! Vai Riccardo! Sì, sulle spalle Ricchi! Vai Riccardo, ancora! Vai Mike, entra! Butta anche per terra così! Dopo che si fa quella là, si butta così! Dai, dai Michele! Riccardo, dai, oh! Dai, Mari, dai, Riccardo, dai! Dai, Mari! Dai Michele, non Dai, Riccardo, mollare! oh! Dai, Riccardo! Bravo! Sì! Chiudilo, dai! Dai, Riccardo, dai, Riccardo! Vai, Ricchi! Vai, Riccardo, dai! Vai, Riccardo, manca poco! 10 vai, vai, Ricchi! Vai, Puglia! Termina così il match tra Riccardo Vanini, Box 2010 e il migliore per il punto Cristino. Era il primo match fuori programma tra Povero e finale. Dai, Tommaso! Dammi! Bravo, Ricchi! Mando guardare la mano da rosso subito, nel frattempo i video pugili al centro ring per ricevere il gabinetto finale per la zona. Bene, pronti per il intervento, vince all'angolo rosso Riccardo Vanini, per applauso anche verso lo stadio per il migliore punto. Cristino, medaglia offerte dalla box piramese, ai due pugili, poi passeremo al secondo match sempre vinto del secondo serie tra Enrico Manfron, una box a giro, e Andrea Del Pozzo, una box 2010. Aspetta Enrico, scendi! Momento della sollecitazione, celebrazione del ring da parte di Massimo, collaboratore storico della box piovese, poi saliamo sul ring di pugili per la vita al secondo match fuori programma. Vedremo chi dirigerà questo combattimento al limite di 2 grammi 81. Bene, si interrompe per vincere questo match, attendiamo i gruppi di questo ring, Enrico Manfron della box Guiro ed Andrea Del Pozzo della box 2010. Andrea Del Pozzo della box 2010. Magari diminuire un attimo. No, fermi. Passa al 5.
chiamata dal fiore della Cuba Box Seguito, eccolo qua, Enrico Manfrano. Vai Enrico. Match previsto sulla distanza delle 3 riprese, da 3 minuti ciascuna, limite chilogrammi 81, dirigerà Dennis Italy. Pronti per il secondo match fuori programma, Enrico Manfrano, posto la corsa. Vai Enrico. Testa. Prima ripresa. Attenzione. Vai. Testa. Sì, sì, sì. Attacco e via, attacco e via. Via. Non stare sul gioco. Forte. Sì. Bravo. Sì, sì. Spostati laterale. Oh. Spostati laterale. Movimento. Non stare con lui. Non scambiare con lui. Bravo. Bravo, bravo Harry. Bravo. Mandala a vuoto, sì, così. Bravo. Gira. Non fermati con lui. Dietro. Gira, gira di parti, Enrico! Bravo! Gira, via, via, via! Scambia via! Colpisci e via! Non fermare lì con lui! Non fermarti con lui! Colpisci e via! Bravo! Gira! Eccolo! Bravo! Bravo! Vai! Enrico, via! Attaccalo! Enrico, via! Via da lì! Via da lì, via da lì! Vai Enrico, bravo! Via, non fermarti con lui! Vai Enrico, vai! Bravo! Colpisci! Attaccalo! Vai Enrico! Tiralo, vai tu! Colpisci! Bravo, 10! 10 Enrico! 10! Con la testa, vai! Per l'occasione la prima ripresa. Bravo Enrico, bravo! Vorrei ricordare nuovamente e con il sponsor Reale Mundo, agente procuratore Andrea Scalisi, impianti Mantagazza, Canal Consulting, Frigocold, SD, Nuovo Milano Car Service, per le automazioni, Free e anche il esercito. Ricordo sempre la mascherina del indossare sugli spalti che a bordo. Grazie.
E soprattutto i tecnici all'angolo per cortesia devono indossare la mascherina. Attenzione, fuori un secondo. Seconda ripresa. di prepararsi Tommaso Sbambina nel box 2010 Federico Tessari, box Riviera Friulano. Attenzione, fuori in secondo. Ancora Enrico, colpisce via. Terza e ultima ripresa. Andrea! Via, via! Non stare con lui!
Vai Andrea! Vai Andrea! Bello, bello, vai Henry. Sì! Attento! Attento al gancio, bravo! Sì! È stanco Enrico, è stanco! Vai Enrico! Vai Andrea! Vai Andrea! Vai Andrea! Vai Andrea! Bene, pugile centralmente per ricevere l'intervento finale, grazie. Dai a cavarti. Come tutto, no, Bene, sono stati generalmente vince all'angolo rosso e vinto ancora come box al Murino. Buon applauso per il corso che è della box 2010. Medaglia forte della box Cremonese. Bravo Andrea! Organizzato questo 3 giorni di box, campionati regionali di pugilato, scultore e junior. Ricordo che nel pomeriggio semifinali inizio ore 18 e finali domenica alle ore Vai 17. Tommaso! Vai Tommy! Questo è il giorno di ultimo scelto veramente. Per il momento la semplificazione del ricordo di amico del programma, poi passeremo al match in giunta. Bravo Andrea! Tommaso Marino, di box 2010.
tecnico per stare box, primera, prima. Il tecnico Fraga per Bravo Andrea! Adriana. Dai Tommy! Per il campionato dirigerà questa match lungo tra Tommaso Rosanini e Federico Tessari. Attendiamo il pugile sul quadrato. Federico Tessari, box della Formulana. Tommaso Rosanini, box 2010. Match previsto sulla distanza delle 3 secondi di ciascuna, limite di quadrato a 81, come limite per presenza di Giovanni Damiano, quasi nati. Ovviamente di campo è solamente portare la mascherina obbligatorio sotto il naso, con grazie, disposizioni ogni Covid. Io non ho niente contro area E. Vedo a fare. Dai Tommy, dai! Dai Tommy! Dai Tommy! Vai Tommaso! Dai Tommy, dai! Siamo pronti per il terzo match, candidato Giulia, tra i presa per l'unicatura, Tommaso Bonino e poi sempre il avversario. Vai Tommaso! Dai Tommy, dai! Arriva il presa. No, vai! Vai col sinistro sempre, non ti aspettarlo mai! Vai col diretto destro! Dai Tommy, dai! Dai Tommaso! Bravo Tommy, bravo! Tommaso, dai rispondi a ogni colpo! Vai Tommaso! Bravo! Vai col diretto destro! Rispondi subito! Oh! Vai Tommy, dai! Bravo! Bravo! Vai Tommy, bravo! Dai che lo senti io quello Tommy, dai! Dai Tommy, dai! Bravo! Vai Tommy! Dai Tommy, dai! Bravo Tommy! Comandati Tommy! E in centro Tommy, dai! Dai, rispondi a ogni colpo! Dai Tommy! Oh, bravo! Dai Tommy, ancora! Dai Tommy, vai! Dai Tommy! Oh! Bravo! Dai Tommy, dai! Tommy! Dai Tommy! Oh! Dai Tommy, dai! Oh! Colpi Tommy, bravo! Dai col montante! Tommaso! Bravo Tommy! Bravissimo! Dai! Bravo! Dai Tommy! Dai ancora! Bravo Tommy, vai! Dai ancora! Dai Tommy, vai! Oh! Tommaso! Dai! Dai che ci sei Tommy, dai! Dai là! Metti i colpi Tommy! Tommaso! Oh! Dai! Magno Dio! Dai Tommaso, te che magalo! Dai! Si chiama Junge, ma dai!
10, oh, bravo! Dai! Bravo, vai! Ricordo che la prima deve essere automobilistica, qui al trasporto di Sant'Anna di Grado Petrata, di Trevisato, campionato regionale di Milano sul Gol Junior, organizzato dalla Box Polese, in collaborazione con l'assessorato allo sport, città di Trevisato. Per l'inizio del semifinale ore 18 e l'inizio delle finali ore 17. Attenzione! Oh, Tommaso! Cattivo, Tommy! Cattivo, Tommaso, dai! Seconda presa! Cattivo! Fagli sentire! Muovite! Dai con te! Bravo! Dai! Bravo, dai, rispondi! E bloccate dopo, piantatela, dai! Dai, Tommy! Oh! Dai Tommy, dai! Dai Tommy! Bravo, dai! Dai Tommy! Dai Tommaso! Bravo! Dai, bravo! Dai Tommy, dai! I colpi! Tommaso! Dai Tommy, dai, bravo! Bravo ancora però, dai! Dai Tommaso! Bravo Tommy, dai! Dai col montante destro! Bravo! Mi guardi la borsa. Vai Tommy, vai! Dai, Tommy! Tommaso! Bravo! Bravo! Continua! Bravo, continua! Bravissimo! Dai Tommy! Bravo! Dai! Oh! Dai Tommy, bravo! Bravo! Bravo, vai Tommy, dai! Bravo, vai, bravissimo! Vai! Vai! Tommaso, fai che vedere, dai! Bravo! Dai! Tira su, che va! sui guanti! Vinto! Dai Tommy! Comandati, dai! Bravo! Vai Tommy, vai, parti! Parti, tu, bravo! Dai! Op! Vai, parti Tommy! Diretto destro, dai! Dai che è stanco Tommy! Starà! Dai! Vai! Dai, Vai! bravo! 10! Bravo! 10! Oh! Dai Tommy! Oh! Così la seconda presa posso leggere il conclusivo di questa prima giornata pugilistica che abbiamo fissato e dove essere esibito un raccattotto con un box azzurro in Mario Riccardi a SS Time. Vabbè, io in un caso dove c'è che si piove, devi fare con lei. Vai Tommy! Quasi, adesso se lo gioca tutto. Sembrano essere innalzati i tecnici all'angolo di cortesia, grazie. Attenzione, quello in secondo.
con gli amici. Sì, la licenza per il numero. Hai lavato? No, mi dava cosa sua. Dobbiamo se recupera l'asciugamano con la mia. Ma sì, ma cioè, quello tenetelo pure. Adesso provato. Paola, posso prendere il telefono? Lo devo stare se mette le mani dentro. Dai, Tommy, dai! 80, no, dovrei fare 75. Dai, Tommy, dai! Però ho fatto 80 Corri, oggi. Tommy, dai! Ho fatto 80 perché mi hanno avvisato ieri che dovevo combattere. Dai, Tommaso, dai, Questo Tommaso! Guarda che ti sentono. Enrico è questo? Sì, Sicuro? sì. Grazie. Vai, Tommy, vai! Vai, Tommy! Vai, Tommaso! Vai, colpi, vivo! Vai! Vai, Tommy, vai! Vai, Tommaso! Dai, Tommy, dai! Dai, Tommy! Non volare, cazzo, dai! Dai! Dai, gli ultimi 10 secondi! Dai, Tommy! Dai, dai! Bravo, vai! Poi, Non sento niente, ma ti chiamo io dopo, mamma. Bene, bene, pensa un po', però bene. Dimmi. No, no, mi è caduto perché ho aperto la bocca e mi è caduto. Oh, troia. Sì, sì, sì. No. 80 anche lui. Eh. 27-28. Mamma, ti saluto. Hai visto se è stato bisogno. Quello che siamo ai 7 match della strada, siamo l'ultimo match, box elite, ovviamente esecuzione, santificazione del ring, poi sarà la prima c'è la fine italiano, Quando il secondo round o il primo, mi ricordo, che sono andato a con la questione per ricordare le semifinali domani, inizio alle 18, scrivo meridiani e prima di domenica per il 17. Questo è il punto di vista della storia di Sant'Anna, abbiamo visto sicuramente nella vostra mesa, in collaborazione con la Società dello Sport, città di Pianista. sì, adesso devo mettere su un paio. Però visto che puoi fare gli 81 Però mi è piaciuto perché, cioè, anch'io quando l'ho visto mi sembrava un tipo forte. Già... sapevi che andavi tu. Sì, ma infatti... Gianluca Ciallafosso, dice questo match, abbiamo solo video di italiano, ma volevo dire grazie. Per farmi perdere l'anticipo. Per non farmi mettere in testa cose, perché il match si vede per avere 50 metri. Già. Vai, Pippo!
Eccoli qua, il titolo di pilota per seguire la maggioria di essere italiani. Magari Match dell'Inter nei programmi 75, ripresa del milione di ciascuno, bene sentito, quindi già oggi da forza, scusate. Madonna, comunque questo incontro è stato l'incontro che per me è durato più di tutti. Cioè guarda, finiva più, anche il primo round non finiva più un cazzo. Purtroppo hai lavorato e fatto quello che dicevo, quindi sono stati per la sola fine di stampo. Quello che serve. Per quando ti trovi fuggire questa casa. Sì, devi pam 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 pam. Devi andare a farlo nella Per fortuna l'ho fatto andare un po' di volte a vuoto, Sì. Porca troia. Bene, continuare con il nostro diritto da parte del Centro Città Fosso, dato che questo match è questo giorno per il settimo match del finito di Vai Pippo! Cosa è successo? È scivolato. È andato sul piede. Sì, però no, ci sono ancora dati un più. Bello! Ah, come va molto cazzo, adesso mi sta dicendo. Bravo, sì! Adesso così sta andando bene. Bello! Cavolo che molto bene. Bello! Occhio, lega! Ma io adesso avete mai riempito delle stati 2 tempi. No, ma io cercavo questo ho finito Vai Pippo! Occhio! Ehi! Ah, che sta Grande Pippo! Ma aspetta, ma perché? Ma tutto Paola, scappo io. Gaetano, tedeschi, grandissimo. Oh,
fare i complimenti a Pippo per aver vinto. Attenzione, nuovo secondo. Io ti farò un seguito. E ultimi maestri. Ciao Paola. Ma infatti come ho fatto con lui? La seconda ripresa. Bravo Filippo! Vai Pippo! Passo indietro! Bella! Vai Pippo! Bravo! Vai Pippo! Sono andando alla seconda ripresa. È la prima serata di questo 3 giorni di boxe che è la sport Sant'Anna di Piero di Stato, i campioni regionali pugilato Schoolboy Junior organizzato dalla Box Provese. Comunque iniziamo anche l'assessorato allo sport, città di Piero di Stato. Altre 2 giornate, domani inizio ore 18 per le semifinali e poi dopo le finali, ore 17. Attenzione, ora il secondo. Vai Filippo! Terza e ultima ripresa.
Come la finale la finita di Palermo con la San di essere in Italia e dopo la volta finale lasciamo il vincitore di questo settimo e locomotivo di questa prima giornata politica qui al Palazzo Stazzata di Orisiana. E il centralino è il momento finale. Non ho fatto il termine. L'avanzamento vince la mano rossa, Filippo, ricordo, un po' secondo. Bravo Collier, Siciliano. Ronaldo Franco della box svedese, era questo l'ultimo match di questa prima giornata, questa giornata pugilistica, dopo le squadre di Sant'Anna sono 3 giorni di box, domani inizieremo alle ore 18 con le semifinali di questi campionati regionali di pugilato Schoolboy Junior, con i match fuori programma, e alle 16 domenica 17 ore 5 pomeridiano le finali. Grazie a tutti, buona serata, a domani, grazie. Bueno, mi gente, muchísimas gracias. Nos vemos el domingo en directo siempre de Box on the Road. Los espero aquí en il Palazzo di Pieve de Sacco. Ciao ragazzi, ci vediamo domenica. Stessa ora a Pieve de Sacco.